Rossano Veneto cambierà presto faccia, lo fa grazie ad un accordo con la parrocchia, ma anche seguendo quelle che sono le linee guida della regione sulla riqualificazione urbanistica delle aree pubbliche e il consumo del suolo. Insomma, un biglietto da visita sicuramente invitante, che vedrà la demolizione dell'ex patronato per far spazio ad un'elegante palazzina con portici, in quello che è il nono piano degli interventi di edilizia presentato in Consiglio Comunale, progetto che non ha comunque mancato di trascinare con sé diverse polemiche. Ci hanno accusato di aver detto tanti proclami, di aver fatto tante promesse, ma sono promesse che stanno seguendo un iter importante, perché soprattutto in questi ultimi 2 anni non è passata settimana senza che ci siano stati incontri in Curia, piuttosto che con Don Paolo, piuttosto che in sovrintendenza, proprio per mettere a punto tutte quelle parti burocratiche importantissime e fondamentali che daranno la possibilità di abbattere il vecchio manufatto, il vecchio patronato, per poter costruire il nuovo e dopodiché procedere alla costruzione della piazza completa. Io rassicuro tutti i miei cittadini che la piazza si farà, sicuramente partirà con questa amministrazione, cioè con la mia amministrazione. Di questo posso solo essere orgogliosa e ringraziare tutti quelli che stanno collaborando con me. Accanto a questo ambizioso progetto, anche il rispetto del consumo del suolo, grazie alla richiesta arrivata da più privati di far tornare il proprio terreno edificabile ad uso invece agricolo.